Allora, come promesso, c'è in studio con noi Luca Zaia, Ministro delle Politiche Agricole o candidato Presidente alla Regione Veneto? Beh, direi innanzitutto Ministro delle Politiche Agricole, visto e considerato che mi sto occupando a tempo pieno di agricoltura. Sono reduce da sequestri per la mozzarella di bufala, di un commissariamento rispetto alle funzioni della tutela, della promozione per il consorzio di tutela della mozzarella di bufala DOP, e poi ovviamente sono anche candidato alle regionali del Veneto. L'agricoltura, secondo lei, nel Veneto domani quanto dovrà essere centrale? Beh, l'agricoltura pesa molto in Veneto, visto e considerato che rappresenta il 10% del prodotto interno lordo nazionale agricolo. L'agricoltura veneta vale circa 6 miliardi di euro, stiamo parlando di 160.000 aziende agricole e di 350 prodotti tipici, quindi è un'agricoltura identitaria, di qualità e che ci permette anche con il profilo enogastronomico, ricordo che il Veneto è la prima regione d'Italia per produzione di vini, ci permette anche di fare turismo, non a caso siamo la prima regione turistica d'Italia con 60 milioni di presenze turistiche.